Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento, nuova settimana con Buongiorno 131, lunedì 10 novembre è la settimana della sosta, quindi ci sarà 2 settimane praticamente di riposo per poi arrivare allo scontro del Cagliari contro il Genoa, uno scontro diretto perché comunque il Cagliari dopo il pareggio contro il Como, aspettate che non ho perché non ho il banner? Aspettate un attimo che c'era qualcosa che mancava, aspettate, questo? Perché non lo dà? Aspettate un attimo. Perché non mi dà il banner? Eccolo qua. No. No. Questo. Aspetta, lo facciamo entrare. Eccolo qui. Buongiorno a lei. Come stai? Perché non ti sento? Non ti sento. Non sei collegato. Sei muto. No? No, 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 no. No, come no? Non ti sento. Prova a entrare, prova a uscire e rientrare. Ecco, così vediamo un attimino. Allora, nel frattempo saluto tu. Allora, no, aspettiamo Francesco a rispondere alle domande. Che ce ne sono. Ciao Guru, ben trovato. Buongiorno Tore, buongiorno a tutti belli, brutti e farabutti, alla grande. Buongiorno anche a te Daniele, buon inizio settimana anche a voi. Matte, poi la leggiamo dopo. Prova. Si sta collegando, Eccoci. Eccolo, grandissimo. Buongiorno a lei. Buongiorno. Come sta? Tutto a posto? Per rispondere a Davide, non so che computer abbia lui, però il problema non è il computer, è Sagonca. Vabbè. L'abbiamo bloccato in pieno, Francesco. Ci sono già tanti commenti, ma ce n'è uno. Il Sì. primo in assoluto. Buongiorno ragazzi, bella giornata di Fanta. Comunque Francesco, sarei contento visto che Dumfries non ha preso 6 a questo giro. Beato mercato ragazzi, buona giornata. Stefano, ieri ho mandato il messaggio col 5 e ho scritto Dumfries No. una garanzia, citando l'infame al mio fianco. Cioè, al mio fianco non fisicamente, per sua fortuna, perché... Vabbè, dai, arriverai. Quindi lo cedi? Vediamo Ci se sto seriamente pensando. Addirittura, seriamente, addirittura. Sì, per prendere Di Marco magari. Ah, beh, vabbè, certo. E chiaramente Comunque poi ci sarà lo switch. Comunque mi prendo un interista, cioè nel senso... Beh, come esterni mi pare che non ci siano. Eccolo Bizio, grande! Nuovo abbonato. Eccolo, grande Bizio. Allora, ne approfittiamo, prima di lasciarti la scena, caro Fra. Questa settimana inizierà il mercato dedicato solo ed esclusivamente agli abbonati al canale YouTube di 131, quindi non ci sarà, voi non lo vedrete ovviamente pubblico il mercato, ma sarà privato, quindi tramite il canale Telegram, tramite i canali privati di 131 daremo la possibilità agli abbonati di svincolare fino a 5 giocatori e fare un po' di mercato, magari anche con le plusvalenze. Ricordatevi che si svincola al valore attuale, quindi
Se un giocatore l'avete pagato 3 a settembre, ad agosto, e ora vale 10, chiaramente andandolo a svincolare l'uscita è di 10, quindi fate una plusvalenza di 7. Questo è ovviamente un esempio. 5 cambi in una situazione dove anche ieri sono stati nuovi infortuni. Tra l'altro oggi ci dovrebbero essere anche gli esiti. Skorupski è quello che rischia più di tutti, quindi occhio che questa è una grossa opportunità che vi permette, uno, di sostenere ovviamente il progetto 131 e secondo di comunque avere la possibilità di fare mercato quando gli altri non lo fanno. 5 cambi non sono pochi, sono tantissimi. Se fate belle plusvalenze, diciamo che vi mettete a posto la squadra. A lei. Sì. Hai già Bella detto che questa sei il felpa primo blu. della redazione? Ti piace? Molto bella. Hai già detto che sei il primo della redazione in Fanta 131 al 28° No, posto? Ti sei no, già no, pavoneggiato? no, assolutamente. Io Io se rimango 36esimo umile. comunque. Comunque. L'hai detto solo per Diciamo, questo, perché diciamo che così ti agganciavi al secondo. diciamo che i vecchietti si stanno riprendendo, dai, diciamo così, Esatto, tutto esatto. Il bello deve sommato ancora arrivare. ci siamo, ci stiamo risollevando letteralmente. Tra l'altro, cioè, una giornata veramente devastante col 4,5 di Samardzic, con Sì, che schifo. il 3,5 di Milinkovic-Savic, col 5 di Dumfries. Insomma, uno schifo, ragazzi. Uno schifo totale, totale, però dai, ci stiamo lentamente risollevando, meno male che adesso arriva il mercato per noi abbonati e quindi Esatto. scusate che l'umidità comasca un po' si fa ancora sentire. Vedi, Dumfries entra in temperatura sempre a metà stagione. È vero. Perché anche l'anno scorso non aveva iniziato benissimo e poi è diventato un rullo compressore. Sì, lo terrò, dai, mi avete convinto. Lo terrò così non arriva a temperatura manco a metà stagione. Sì, grazie Magico Cagliari, grazie. Grazie davvero. Grazie. Grazie Tore, Grazie mitico, tutto per mitico. Luca, per il supporto a Luca che ha bisogno di essere Supportato, supportato esatto, esatto. in questa sua... Aiutatemi. Va bene, no, perché mi lasci lo spazio? Beh, sale e pepe. Ah, sale e pepe, è vero. No, allora, semplicemente una cosa che ho già detto tante volte e la ripeto anche oggi, ma sinceramente non voglio poi stare qui a tediarvi, però in generale mi sto rendendo conto del fatto che Grazie a Zenvo. cioè, quest'anno c'è una situazione particolare, soprattutto per quanto riguarda il Cagliari, e tutto. Stiamo commentando, stiamo analizzando da tempo e, ripeto, continuo a non capire certe crociate, no? contro l'allenatore, contro la squadra, contro i risultati e tutto, e va bene, cioè, ok. L'unica cosa che chiedo, cioè nel senso, va benissimo avere opinioni diverse, anzi, meno male che è così. Quello che però non è accettabile sono le solite cose, cioè siete al soldo di Giulini, siete al soldo della società, siete filosocietari, siete senza vergogna pur di difendere quelle che sono le linee che vi impongono. Allora, basta. Cioè, sto dicendo oggi, ogni volta che ci saranno commenti del genere verranno eliminati secchi, che siano sul sito, che siano sui social, che siano sui video e quant'altro. Non siete obbligati a venire qui, siete liberi di dire la vostra, purché non andiate oltre quello che è il solito livello minimo di educazione. Ok, quindi non voglio sentire siete senza vergogna, non voglio sentire accuse frutto della vostra frustrazione. Sinceramente, statevene dove state, non venite a rompere le scatole da noi. Qua si sta creando un bel ambiente, una bella comunità sana, pulita, molto spesso, ripeto, per fortuna anche con idee diverse, purché ci sia il rispetto, perché il rispetto è fondamentale. Voi venite qua, siete a casa nostra, noi vi accogliamo, ma non costringeteci a mandarvi via
appellate nel sedere, perché questa è una sconfitta. Io sinceramente la vivo come una sconfitta, ma sono arrivato al punto che non mi devo rovinare il weekend, non mi devo rovinare la giornata e la vita per stare dietro alle frustrazioni di qualche persona che evidentemente ha una vita talmente brutta che deve venire qui a gettare guano, ecco, per non utilizzare altre parole, sul nostro lavoro che è sudato, ve lo posso garantire. Quindi sinceramente potete tranquillamente andare a commentare da altre parti, potete dire quello che volete, purché non veniate a rompere le scatole qua, perché da oggi, ripeto, da oggi non saranno più tollerati nessun tipo di atteggiamento simile. Così. Ci tenevo, ecco. Salutiamo anche Violetta. Abbiamo già il nostro primo ospite, tra l'altro. Eccolo! E lo facciamo entrare? Buongiorno, buongiorno. Ti sei ripreso, Giuseppe, dal freschetto di Como? L'umidità mi ha fatto venire qui Vedi? problemino all'occhio destro, perché è stata... Vedi? non c'era tanto freddo, ma c'era obiettivamente parecchio umido. Del resto eravamo davanti a un lago, quindi... Esatto. Non- Si giocava sul lago, Giuseppe, quindi C'erano anche le zanzare, ti ricordi? Esatto. Che viaggiavano. Poi l'escursione, perché siamo Esatto. arrivati lì, sembrava pomeriggio, primavera, ecco, una bella primavera Sì, sul sì. lago. Poi appena calato il sole... Mamma mia. Si è fatta sentire la Lombardia, diciamo così. Sì, Va sì, bene. assolutamente. Anche se siamo stati in un pezzo di Sardegna, dobbiamo ricordarlo. È Molto vero, bello, assolutamente. il circolo dei sardi di Como che ci ha trattato come dei re, grazie a voi, Ci ha ecco, fatto grazie al sentire grande a lavoro che casa. fate. Sì, Ci ha fatto assolutamente. sentire a casa, Assolutamente. veramente. Li ho ringraziati già sabato, ma ne approfitto anche oggi per ringraziare davvero Pietro Palmas e tutto il circolo culturale Sardegna di Como, perché davvero è stata un'accoglienza sarda, e diciamo che noi alla fine in qualche modo siamo anche abituati in un certo modo a vivere le cose in casa, no? Cioè quando andiamo a trovare magari qualche amico, qualche parente che non vediamo da tanto, non è comune, ecco, però sentirsi accolti in questo modo, e quindi davvero grazie a tutta la bellissima realtà del circolo Sardegna di Como, che speriamo, ecco, di andare a trovare più spesso, magari anche in altre circostanze, perché credo che si possa creare un bel canale anche di racconto di quello che è poi la vita e la cultura degli emigrati sardi fuori dall'isola, che sono tanti e che noi cerchiamo di tenere sempre vivi, ecco, anche con le nostre dirette e quant'altro. Luca, Andiamo, fate il pallone. entriamo a gamba tesa. Finalmente ti rivedo, Giuseppe, che l'ultima volta ero off per infortunio, mettiamola così. Sì, Quindi- sì. E ti ringrazio ovviamente che vieni sempre in soccorso e quindi alla grande. Ti chiedo subito un commento sul pareggio del Cagliari a Como, che non era così scontato, perché forse si sottovaluta in determinate situazioni una squadra come il Como, che è una squadra giovane, con un allenatore giovane, come Pisacane ovviamente, che però ha le idee ben chiare e ha un gioco diverso rispetto alle altre 19 squadre, ma che se viene messa in difficoltà non ha, come ricordava bene Matteo Zizzola sabato, non ha un piano B e quindi viene bloccato. Assolutamente, concordo su tutto. Solo su una cosa, non dobbiamo secondo me considerarla semplicemente una squadra giovane, una squadra di crescita, perché quello che abbiamo visto a Como era una grande squadra che giocava un calcio molto organizzato, che giocava in un fazzoletto, che ti metteva, che appena avevi la palla ti aggrediva, che cercava di uscire sempre da qualsiasi situazione. È stato molto bravo il Cagliari. Non so se si sia riuscito a percepire bene dalla TV. Io ho rivisto la partita, forse rispetto a come l'abbiamo vista dal vivo non rende la prestazione veramente importante che ha fatto il Cagliari. Una prestazione che ci lascia, secondo me, ben sperare per il futuro, che
divide, ecco, perché un po' io sono tornato da Como in autostrada e dicevo, ma perché non abbiamo giocato così contro il Sassuolo? Perché non abbiamo giocato così con il Verona? Un'intensità, un'idea di gioco, perché attenzione, noi abbiamo fatto soltanto il 25% di possesso palla, ma in quel 25% di possesso palla, la palla l'abbiamo sempre giocata, sempre con un'idea, sempre cercando di arrivare a un determinato obiettivo. Non ci siamo chiusi, non abbiamo fatto le barricate, anzi abbiamo affrontato una squadra molto forte, l'abbiamo affrontata con le nostre armi, l'abbiamo affrontata con la compattezza ritrovata dalla squadra e l'abbiamo messa in difficoltà, perché se poi vai a vedere per esempio i dati SofaScore dice che abbiamo avuto un'occasione da gol, una grande occasione da gol noi e una grande occasione il Como. Vero. Nel nostro piccolo 25% di possesso palla. Ma attenzione, è stata una partita a scacchi giocata bene da entrambi, perché il Fabregas ha giocato il suo calcio e qui sono d'accordissimo con Zizzola, manca un piano B. Loro fanno solo quel tipo di calcio, quel tipo di gioco. Ogni tanto una palla lunga, un po' di sanallegrismo, probabilmente li farebbe fare quel salto di qualità che adesso non c'hanno. Noi abbiamo giocato la nostra partita, ce la siamo giocata alla pari, con grande intensità, con grande intelligenza, con grandissima attenzione che non si era visto nelle ultime partite. Ti chiedo, prima di dare la parola a Francesco, la tua idea sul gol annullato, nel senso che anche qui ci sono state varie diatribe, però il dato che esce fuori da una situazione del genere è che non è più calcio, perché comunque stai togliendo il contrasto, parliamo di uno sport fisico che ormai è sempre più fisico, che però al primo contattino, perché è un normale contatto di gioco per chi ha giocato anche a livelli amatoriali tra amici, ci sta quel contrasto e viene sempre punito, addirittura si ritorna sempre più indietro, ancora un po' si ritorna a 1 minuto e mezzo prima. Questo secondo me, da un certo punto di vista, il VAR ti aiuta, ti dà comunque fuorigioco, gol no gol, situazioni particolari, ma questo utilizzo del VAR secondo me va quasi a rovinare uno sport che della fisicità, del contatto. Quante volte noi facciamo il contrasto con gli amici e allora buonanotte, cioè dovresti fischiare punizione ogni 2 o 3 secondi. Qual è la tua idea? Al di là del gol annullato, intendo in generale, non entro nel particolare della sfida come Cagliari, ma in generale mi pare che si stia andando un po' troppo oltre uno sport, lo si stia snaturizzando assolutamente. Ma guarda, non posso che essere d'accordo con te, tu non puoi annullare un gol per un fallo che è successo 40 secondi prima, con addirittura un cambio di campo, perché l'azione inizia a destra, poi si sviluppa a sinistra e poi ritorna a destra. Non è calcio. In generale c'è un problema di rapporti fra classe arbitrale e VAR, perché ogni volta che un arbitro viene richiamato al VAR, puntualmente fa quello che dicono a Lissone, di fatto. Rinuncia anche a quello che ha pensato lui, che ha visto lui sul campo. Non c'è più, c'è una schiavitù dell'arbitro in campo rispetto al VAR. Poi nel caso specifico, perché secondo me è importante anche sottolineare il caso specifico, c'era un arbitro Pezzuto che ha arbitrato senza personalità tutta la partita, ma non solo lui, anche i suoi assistenti. Io e Francesco eravamo lì davanti, a un certo punto c'è stato una verticalizzazione del Cagliari, se non erro, sì, era del Cagliari. L'arbitro fischia il fuorigioco e subito dopo il guardaline alza la bandierina. Cioè sono cose che vedo il sabato quando riesco ad andare a vedere il mio figliolo giocare in juniores. C'era tutto una quaterna arbitrale che era timida, non riusciva a prendere le decisioni come andavano prese e sul momento, perché poi l'arbitro deve decidere sul momento. C'è un problema sta sempre peggiorando la classe arbitrale. Un tempo noi in Italia avevamo la classe arbitrale migliore d'Europa, sta peggiorando, anche lì secondo me occorre lavorare a livello di AIA, ma a me non piace tanto creare una classe di arbitri professionisti che fa soltanto quello, gestita dalla Lega, però ecco, c'è un problema arbitrale in generale e da lì nascono assurdità come il gol annullato al Cagliari, come il rigore dato al Napoli, attribuito questo sì dal guardaline con l'Inter.
ieri anche ci sono stati durante tutta la giornata ci sono stata tutta una serie di situazioni che lasciano pensare. Mi dispiace perché io e te veniamo da una generazione in cui c'era Biscardi che diceva vogliamo la Mogliere in campo, vogliamo la Mogliere in campo, vogliamo la Mogliere in campo. Adesso che c'è la stanno un po' rovinando con delle interpretazioni cervellotiche Sì, sì, non hanno eccessive. senso. Fra? Sì, io ieri ho fatto il mio editoriale di ripresa e continuo a leggere anche oggi Catenaccio, non c'è gioco d'attacco. Io leggevo addirittura ieri uno dei commenti al mio articolo diceva il Cagliari Catenaccio è contropiede, invece il Sassuolo è andato a vincere a Bergamo 3-0. Cioè, non so se qualcuno di voi, soprattutto chi ha commentato, ha visto la partita di ieri tra Sassuolo e Atalanta. Il Sassuolo ha fatto la stessa identica partita che ha fatto il Cagliari a Como, uguale, ha avuto 3 occasioni, ha fatto 3 gol, finito. Juventus-Torino, se andate a vedere i dati del Torino, sono gli stessi del Cagliari, uguali, 72%, 71% di possesso palla per la Juve, 29% per il Torino. Eppure però lì Cuore Toro, Baleari Santo, invece se Caprile fa le parate, no, ma senza Caprile perdevi. No, ma il Catenaccio, cioè ragazzi, fate un po' pace col vostro cervello, onestamente. Che il Cagliari non faccia un gioco spettacolare, l'abbiamo detto dal giorno 1, e chi si aspettava spettacolo da questo Cagliari ha sbagliato indirizzo dall'inizio. Però il Cagliari gioca in linea con quella che è la lotta a salvezza, con quello che è il gioco della lotta a salvezza. Punto. La differenza la fa chi fa meno errori, chi fa più gol perché è più cinico. Ma il Cagliari a Como aveva Felici, Esposito, Palestra. Il Sassuolo aveva Berardi e Pinamonti. Cioè, se voi pensate che Berardi e Pinamonti siano più scarsi dei giocatori dell'attacco del Cagliari, evidentemente non capite nulla di pallone. Mi dispiace essere così tranchant, mi dispiace essere così diretto, però sinceramente mi sto stufando di leggere commenti che non hanno veramente nessun tipo di base tecnica, tattica, da nessuna parte. Cioè io capisco l'essere tifoso, capisco la pancia, capisco tutto, però per commentare devi anche avere un minimo giocato a pallone e soprattutto devi studiare, devi sapere ora come è cambiato il calcio, perché se no restiamo al calcio degli anni 80. Ma prima era più figo. Grazie, lo so. Cioè, ieri dicevo ad Andrea Ferrari, al mio socio, dicevo, guarda, mi sono letto l'altro giorno in aereo un Guerin Sportivo del 92 e c'era la polemica del Milan di Capello perché Papen giocava poco e il Milan, quel Milan di Capello aveva in attacco Van Basten, Gullit, non consideriamo gli esterni, quindi Donadoni e Vanni non li considero attaccanti, Gullit, Papen, Simone, Boban, Savicevic e Massaro. 7 attaccanti di quel livello ce l'aveva solo il Milan. La Juve aveva Vialli, Baggio, Ravanelli, Casiraghi, Moller, Platt, ok? Cioè, ora 7 attaccanti di quel livello che aveva una sola squadra in Italia, non ce l'ha tutta la Serie A. Di che cosa stiamo parlando? Cioè, non voler capire che il calcio è cambiato, che i tempi sono cambiati e che a Coverciano ti insegnano questo tipo di calcio, perché tutti giocano col 3-5-2 in Serie A e in Serie B. Andatevi a vedere i campetti sulla Gazzetta, sul Corriere dello Sport, il giorno prima della partita. Guarda, fate il conto, quanti giocano con la difesa a 4, quanti giocano col 3-5-2. Vi sfido. L'80% delle squadre tra Serie A e Serie B, non sto considerando la Serie C, giocano col 3-5-2. Cosa vi aspettate? Fabregas è un alieno in Serie A, un alieno, quello che fa il Como. Io sono rimasto, ne parlavamo con Giuseppe, siamo rimasti scioccati dal tipo di gioco che non faceva parte neanche del calcio italiano degli anni 90, cioè, è un'altra roba, è il calcio spagnolo preso e trasferito in Italia, e ci sarà un caso, cioè sarà un caso o no che non ci sia un italiano nel Como? Il Como ha 1 minuto di Goldaniga entrato a Firenze al 96esimo. 1 minuto in 11 giornate. 1. Cioè, è un'altra roba. Non si può paragonare. Cioè, se non si capisce questo,
Se non si capisce questo, ma non perché ve lo sto dicendo io, perché il mio parere conta quanto quello del fruttivendolo, non è quello, però allo stesso tempo per commentare bisogna bisogna avere idea del contesto, perché se tu non hai idea del contesto in cui gioca il Cagliari, del contesto in cui sta la Serie A in questo momento, e allora veramente vale tutto. È molto Scusate, difficile, tenevo. è molto difficile farlo capire. Io lavoro in una piazza che rivede la Serie A dopo 34 anni e non l'ha capito minimamente questa cosa, perché ci sono i vecchi che si ricordano ancora il calcio di Anconetani, del Pisa di Anconetani, in cui comunque riusciva a portare qui Simeone, riusciva a portare Dunga, riusciva a portare dei giocatori di grande livello e la squadra obiettivamente giocava bene. I giovani invece hanno visto probabilmente più Champions League che Serie A. Far capire al pubblico che il livello della Serie A è questa, che esiste una Serie A1 e una Serie A2, che è un calcio in cui non si segna. Cioè, rispetto all'anno scorso, all'11ª giornata ci sono 54 gol in meno e questo trend a segnare in meno, c'è il fantacalcista che potrà confermarlo, è ormai decennale, ogni anno si segna in meno. Sempre È meno. un calcio differente in cui la tattica ha una grandissima importanza, da qui anche la maggiore importanza degli allenatori. Se prima si diceva che l'allenatore ti vale 20%, adesso secondo me siamo al 30-35% e quando fa le scelte sbagliate arriviamo anche ai 40%. Pensate il Milan rispetto all'anno scorso si è indebolito, arriva Ranieri e diventa Allegri, un lapsus freudiano, arriva Allegri e il Milan torna competitivo. L'Atalanta era un gioiello l'anno scorso, se ne va Juric, se ne va Gasperini e sta a 3 punti sopra, un paio di punti sopra di noi. È un calcio diverso, è un calcio che andrebbe, come hai detto tu, giustamente studiato e capito meglio. Per quel che riguarda poi il tifoso del Cagliari, mi ha molto colpito quello che vi ha detto Zenga qui dai vostri microfoni. È amore. Guardate, l'amore che c'è a Cagliari rispetto ad altre piazze, ve lo assicuro, è nullo. È altissimo rispetto al normale. Piazze da 300.000 abitanti, considerando l'Interland, come Cagliari, non hanno la stessa affezione alla squadra come si ha a Cagliari e in Sardegna. È logico che questo naturalmente porta ulteriormente a chiedere qualcosa in più e porta a delle critiche che vanno gestite, ma che sono derivate da amore nei confronti della squadra, anche non sono critiche così che vengono dal nulla, vengono dall'amore per la squadra. Rispetto alla partita di sabato scorso, così come rispetto alla partita del Bologna, emergono puntualmente il fatto che tu guardi il nome della squadra e non quello che c'è dentro. Perché io che le ho viste, praticamente tutte le ho viste, perché non ho visto soltanto ancora l'Inter per una serie di incastri e non ho visto la Juventus perché ero convinto che non sarebbe arrivata al panettone Tudor e quindi aspetti Spalletti, aspetta il nuovo allenatore. Mi sarei ritrovato adesso a dover rivedere come devo rivedere Genoa e Fiorentina. Le squadre migliori che ho visto in questo campionato si chiamano Bologna e si chiamano Como. Con tutto il rispetto per Napoli che ha grandi nomi, c'ha grandi interpreti e grande qualità, però le squadre per il calcio italiano, quelle che hanno organizzazione, quelle che hanno un grande allenatore, quelli che sanno fare gioco, le migliori sono senza dubbio Como e Bologna. La sconfitta col Bologna è stata presa come quasi un errore clamoroso, invece quella partita abbiamo giocato secondo me una grande partita. Nel bilancio del Cagliari le giornate che non hanno funzionato sono secondo me Udine, Verona e Sassuolo, e lì dipende dal fatto che non si è avuto il coraggio di fare quello che si è fatto ieri.
c'era rispetto per l'avversario, c'era una situazione di infortuni che metteva paura all'allenatore, e lui si è rifugiato in quella difesa 5 che sì, è quella l'80% delle squadre giocano in quel modo, ma che è quella che non è adatta assolutamente al gioco del Cagliari, perché per fare la difesa 5 devi avere due veri esterni a tutto campo, per fare la difesa 5 devi avere i braccetti, e il Cagliari di braccetto di fatto ne ha soltanto uno e si chiama Luperto, che in quel periodo tra l'altro non giocava. Il Cagliari che abbiamo visto ieri è un Cagliari che non ti ruba l'occhio, che non farà spettacolo, posto che il calcio spettacolo sia semplicemente fare delle azioni e tirare in porta, ma che sfrutta al massimo quelle che sono le sue qualità. Io ti dirò che, vista l'assenza di Belotti, visto quanto è acerbo ancora il buon Borrelli, che è un ragazzo che secondo me sta lavorando tantissimo, sta mettendoci il massimo dell'impegno, ma deve fare tanti step ancora, visto che purtroppo Pavoletti, sappiamo benissimo che i due infortuni lo hanno ne hanno segnato la carriera, è un 37enne diverso da Vardy per esempio, che non ha mai subito praticamente un infortunio. Ecco, l'idea di calcio che abbiamo visto sabato a Como, anche con il falso 9 e i due esterni che si agganciano, quella è una soluzione che si può usare anche con le piccole, perché io sono convinto che giocavi quella partita ieri col Sassuolo, il Sassuolo crollava, perché il Sassuolo sì, ha vinto ieri a Bergamo perché c'era quell'Atalanta lì, ma poi subito dopo di noi, adesso non ricordo la partita, ma è andata a perdere col Genoa. Sì, col Genoa. In In casa. È un Cagliari che secondo me può dire la sua in questo campionato. È molto molto importante, molto molto delicato il lavoro che deve fare Pisacane, i cui passaggi a vuoto sono da criticare con forza, ma anche da comprendere, perché non solo perché si sta entrando nel mestiere di allenatore della Serie A, ma perché succede a tutti. Succede a tutti gli allenatori di avere degli alti e bassi. Quindi cerchiamo di dire quando le cose non vanno, di criticarle, di non nascondere nulla, allo stesso tempo non esageriamo come si fa sui social, anche andando oltre nei toni e nei modi di porsi. Sì, ma soprattutto poi senza la possibilità di avere dei giudizi netti. Sì. Io penso a quelli che di solito vengono a commentare solo quando il Cagliari perde, perché così possono in qualche modo vomitare tutta la loro insoddisfazione. Quando il Cagliari vince o fa delle buone prestazioni come a Como, muti. Caso strano, il giorno stavano facendo altro, stavano potando l'ulivo in giardino o cos'altro. Semplicemente è questo che fa sorridere. Tra l'altro prima leggevo un commento sul Bologna, io non mi ricordo che giorno, ma all'interno di una di queste dirette ho detto che l'esempio che il Cagliari deve seguire è esattamente il Bologna, perché un tempo si diceva dell'Atalanta, ok? Secondo me invece è il Bologna, perché il Bologna prima di fare il cambio di passo è arrivato quando è stato preso Sartori, non a caso, e quanto pane duro ha dovuto masticare il Bologna, con una proprietà enormemente più ricca rispetto a quella del Cagliari. Saputo aveva tutta la città contro, la città contro. Cioè, bisogna ricordarsele queste cose quando si parla e quando si commenta, perché se no poi alla fine si lascia andare soltanto la pancia e vabbè, sappiamo cosa succede quando lasci andare soltanto la pancia, specie se sei in pubblico con altre persone. Però, al netto di questo, io credo che quello che ha detto Giuseppe è sacrosanto. Cioè, gli errori ci sono, li ha ammessi lo stesso Pisacane, lo ha detto in diverse conferenze stampa, ma con tutti gli errori che ha fatto, il Cagliari ha 10 punti in 11 giornate e sopra quasi tutte le squadre con cui si deve giocare la salvezza. Ha cannato 2 partite in pieno, e senza centravanti. 3. 2 piene secondo me. Perché comunque Udine, Udine, Verona e Sassuolo. ma Sassuolo. non lo so, Udine anche lì, cioè c'è il discorso degli errori questa squadra non ha mai fatto fino a Como una partita senza macro errori, perché alla fine poi la parata di Caprile su Morata è una lettura su un calcio piazzato, una palla sporca, ci può stare, ma tutti stiamo guardando poi soprattutto soltanto
le parate di Caprile, il Miracoli di Mina e via dicendo. Ci si sta dimenticando a Como di un gol annullato in maniera a dir poco cervellottica, del fatto che al 93esimo, 94esimo Luvumbo si sia mangiato un gol. Possiamo dire che si è mangiato L'ennesimo, un gol, possiamo dire anche l'ennesimo. ok? Possiamo dire Perché anche secondo questo. me lì, se quella palla fosse capitata ad Esposito, probabilmente la palla sarebbe entrata. La butto lì, ok? Quindi, cioè, non lo so, a me secca anche perché poi sto passando per un difensore a oltranza di Pisacane, non è così, cioè non è quello che io voglio fare, non è quello che mi interessa essere soprattutto. Ma lo scorso anno ero lo stesso, passavo anche per il difensore di Nicola, semplicemente perché mi piace analizzare un po' tutto quello che succede intorno al campo, forse anche dalla nostra posizione privilegiata, perché noi abbiamo accesso a cose, a dati che tanti capisco che non abbiano, però mi sembra veramente, veramente esagerato. Leggevo prima, ci fa schifo il contesto. Ok, però quello, che colpa ne ha Pisacane? Che colpa ne ha il Cagliari se la Serie A fa schifo? Cioè, cosa dobbiamo andare a chiedere di iscriverci alla Liga? Facciamo una domanda, ci facciamo il campionato sardo a quel punto, indipendenza a tutto tondo, ci facciamo il campionato sardo e vediamo cosa succede. Però questo è, cioè, sinceramente io non capisco questo accanimento, onestamente. E chi dice che deve andare a giocare a Como in maniera diversa non capisce niente di pallone. Mi dispiace, mi dispiace essere arrogante, ma è così. Perché No, su se questo. Vincenzo Italiano, che giustamente è stato lodato anche in questi commenti oggi, ha snaturato completamente la sua idea di calcio e ha infiocchettato per bene la partita a Fabregas ed è l'unico che ha vinto contro il Como, giocando come ha giocato il Cagliari ieri, ma lo ha fatto in casa al Dallara e potendo contare su una squadra che, credo di non fare un torto a nessuno se dico che il Bologna vale 2 volte il Cagliari, ok? Ecco, quindi se il Bologna ha fatto questo per rovinare i piani tattici al Como, cioè non vedo perché il Cagliari, che ha una squadra decisamente meno valida dal punto di vista tecnico, dovesse fare qualcosa di diverso. Cioè andare a scimmiottare il Como come ha fatto la Juve, come ha fatto la Lazio, vuol dire umiliazione. E poi dopo nei commenti cosa si dice? No, però non potevi andare a viso aperto col Como. Cioè dai, serve equilibrio nell'analisi delle cose. Ripeto, poi tutti sono abituati evidentemente a bel calcio, tutti vogliono, cioè Alla si PlayStation. ricordano, esatto, si ricordano un Cagliari fantastico. L'ultimo Cagliari fantastico era quello in cui giocava il signore che sarà l'ospite dopo Giuseppe, cioè Michele Fini con Massimiliano Allegri, ok? Esatto. Ma quanti anni sono passati? Sono passati quasi 20 anni. E già in quei 20 anni il calcio italiano è cambiato. Assolutamente. Cioè io non Però, dico che non si debba ambire, non si debba sperare sempre a qualcosa di meglio, ok? Però io non posso neanche, perché sarà che sono una persona estremamente razionale, una persona estremamente realista, cioè non posso pensare che questa squadra possa andare a competere per la Champions League solo perché siamo il Cagliari, solo perché siamo l'ottava tifoseria d'Italia e quant'altro. Cioè non è automatica la cosa, non è automatica. Perché se fosse automatica, allora il Cagliari avrebbe 15 scudetti, 20 partecipazioni alle coppe europee e quant'altro. Cioè, non lo so. Quando i lettori parlano di contesto, secondo me si riferiscono non soltanto al fatto che non hanno capito qual è la situazione della Serie A, ma si riferiscono anche alla mancanza di comprensione di quello che è il Cagliari Calcio a livello economico, a livello di peso, che non è semplicemente dovuto al fatto che ci sia Giulini o meno. Cioè, il Cagliari è una squadra che fattura 100 milioni di euro circa, che è nulla in confronto a quello del Bologna. Il Bologna per arrivare a 180-190 milioni di euro ci ha messo anni e c'aveva una proprietà importante dietro. Il Como ha un mecenate che mette dentro tanti soldi subito, però tutti sappiamo che con le norme UEFA, se il Como va, come gli auguro, nelle coppe europee, per avere il patentino UEFA, dovrà vendere, perché tu non puoi avere delle perdite superiori al 70% del suo fatturato.
e il fatturato del Como in questo momento è 30 milioni. Quindi o vanno in Europa e non fanno mercato, oppure dei pezzi grossi li devono fare, delle eccezioni le devono fare necessariamente per pareggiare questa cosa. Cioè è tutto il calcio che è cambiato. Prima, negli anni 90, c'era il signor Berlusconi, che beato lui, ma c'era anche il signor Agnelli, che prendeva, staccava l'assegno del suo personale e lo metteva per pagare gli stipendi di Gullit e Van Basten, di Platini e compagnia cantante. Adesso questo, anche in relazione al fatto che non sono squadre di calcio, ma sono delle aziende, e l'UEFA e la FIFA puntano sempre più su questo, anche perché il modello dell'NBA, cioè l'NBA sono delle aziende in verità. Questa cosa ha cambiato completamente il quadro, lo ha cambiato completamente e noi a questo ci dobbiamo rapportare. Io preferisco un presidente che piuttosto che staccare un assegno continuativamente, che programmi una crescita della società. In questo bisogna dire che Giulini i suoi passi li sta facendo. Lentamente, sì, lentamente, ma è anche colpa della Sardegna, dobbiamo essere sinceri. Perché il Cagliari è la prima squadra in assoluto che ha lavorato per la costruzione dello stadio. E ancora non abbiamo una pietra, e abbiamo un rudere dietro uno stadio provvisorio. Tutto il sistema non funziona. Voi che siete imprenditori, lo sapete benissimo quanto sia difficile trovare uno sponsor, quanto sia difficile finanziamenti. Ecco, la stessa cosa la trova al 100% eravamo sulla stessa macchina quando siamo andati via dal Circolo dei Sardi per arrivare allo stadio. Ora, il Circolo dei Sardi è fuori dal centro di Como e tu attraversi praticamente tutta la parte quasi collinare in qualche modo per scendere fino al lago. Io sinceramente non lo so, un benessere tale che si riflette poi anche nelle costruzioni, nelle ville, nelle strade, qualcosa. Io forse l'ho visto soltanto a Monte Carlo, cioè io non sono mai stato in Svizzera, quindi non lo so, però nel senso, cioè, tu respiri immediatamente denaro, risorse. È la zona più ricca. In Sardegna non le respiri, cioè c'è poco da fare. Non le respiri. Quello che vivi a Bergamo, quello che vivi a Como, quello che vivi a Brescia, da quel punto di vista, qui da noi non lo vivi. E mi dispiace dirlo, però è così. Perché poi sembriamo sempre noi quelli che sembrano che vogliamo spegnere entusiasmi o quant'altro. Cioè, il contesto è anche quello. Ok? Poi, vi ripeto, io credo sinceramente che se arrivasse l'Artono di turno e dicesse a Giulini, guarda, tieni, questo mi dai il Cagliari? Io non penso che Giulini di fronte a tanti soldi direbbe no, me lo tengo perché mi piace vivere e stare tra il 10°, anzi tra l'11° e il 18° posto, ogni tanto farmi qualche retrocessione così. Io non credo, sinceramente. Poi non sono Giulini, quindi non lo so questo, però credo che da imprenditore se arriva uno, no, che ti propone una cosa del genere, perché un conto è se tu sei John Elkann e la Juve è della famiglia Agnelli da sempre, allora è un bene di famiglia e ok. Ma siccome Giulini non è che abbia ereditato il Cagliari dal padre o cose del genere, come poteva aver fatto Moratti con l'Inter, sono sempre dei discorsi che secondo me hanno poco peso, ecco. E poi aggiungo a Stefano che dice tra qualche mese se non cambia nulla saremo messi molto peggio, vi aggiungerete i pianti come al solito. Io non ho mai pianto per nessuno neanche per Ranieri o quant'altro, quindi poi non so, io ho sempre analizzato tutto quello che è successo. Io ho criticato Ranieri e l'ho lodato, ho criticato Nicola e l'ho elogiato, e sto criticando e ho elogiato Pisacane e andrà così, cioè questo è il nostro lavoro. Io non faccio il tifoso, mi dispiace, cioè io analizzo quello che vedo, anzi a volte nelle critiche anzi se critiche a volte tornaconto cioè, capito? Quindi vabbè. Giuse, scusa, oggi ti abbiamo... No, assolutamente no. Io per esempio sono uno che dopo Sassuolo e Verona ha criticato Pisacane in maniera violenta, cioè accusandolo per l'utilizzo della difesa a 5, dicendo che non è un'idea, che stava massacrando il Cagliari. Ieri, siccome dobbiamo basarci sempre su quella che è la giornata, in queste ultime 2 giornate stiamo vedendo un passo avanti, che non è soltanto il punto che abbiamo portato,
È una squadra che ha una logica, è una squadra che ha un'idea e che potrebbe crescere. Pensare di criticare a prescindere e pretendere che i giornalisti criticano a prescindere, questo, beh, signori, non è il nostro lavoro, non è il nostro mestiere, non è il nostro compito, indipendentemente da quello che possono essere le nostre idee di calcio, le nostre idee nei confronti della società e dell'allenatore. Noi dobbiamo valutare quello che c'è sul momento, dobbiamo cercarlo di valutare sui fatti. Quando, ripeto, io vedo, in base ai dati, che il Cagliari ha un'occasione da gol, una grande occasione da gol, il Como ha una grande occasione da gol, il Cagliari ha fatto bene, punto. Su questo dovrebbero essere tutti un pochettino più tranquilli. Fra 3 mesi piangiamo? Sì, potrebbe anche esserci, e criticheremo Comunque, per la esatto, situazione. commenteremo quello che sarà il momento, come abbiamo sempre fatto. Giuseppe, grazie davvero per essere Grazie a tornato con voi. noi. Ci vediamo Grazie, presto, Giuseppe. e A buon presto. lunedì, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao. Ciao, buona Ciao, giornata. Giuseppe, Ciao, buon ciao, ciao. lavoro. Tanto. Ciao. Eccoci qua, facciamo entrare subito il nostro Eccolo. secondo ospite, Mister Fini. Grazie di aver aspettato, non volevamo rubare tempo, però insomma diciamo che il dibattito precedente si è un po' allungato. Intanto come stiamo? Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie a voi per l'invito. No, non ero sicuro di aver fatto la cosa giusta, però poi ho visto che dovevo stare in attesa, ho aspettato. Sì, era tutto giusto. Beh, allora, intanto vedo un bel sorriso dopo questa bella vittoria di ieri del Latte Dolce, perché appunto per i pochi che non lo sapessero, Michele Fini, l'allenatore del Latte Dolce, è un bel 3-1 in casa, no? Insomma, che riporta felicità, ecco, dalle parti di Via Leoncavallo, no? Beh, la verità, il sorriso l'ho tenuto anche quando abbiamo perso, ma perché la squadra ti dava sempre sensazioni positive, anche nella sconfitta, che poi naturalmente può avvenire per diversi fattori che non sempre coincidono con quello che tu prepari durante la settimana, perché poi la partita ha talmente tante varianti che è difficile diciamo da associare al discorso del risultato. Il risultato positivo sempre viene attraverso un lavoro grande che c'è da parte della squadra durante la settimana, e io cerco sempre di mantenere un grande equilibrio nelle due situazioni, perché poi quello che devi trasmettere alla squadra in un momento o nell'altro è quello di essere equilibrati, di valutare sempre tutto nel bene e nel male. Naturalmente la vittoria ti fa lavorare meglio, le settimane passano con più serenità, i problemi si riducono notevolmente, la sconfitta invece magari accentua alcuni problemi che magari sono di poco rilievo e invece diventano problemi grandi. Quindi essere equilibrati secondo me è la cosa migliore nelle due situazioni. Ieri è stata una bella vittoria, la squadra ha meritato il risultato, a Scafati abbiamo fatto una grande partita, potevamo portare via i 3 punti, poi diciamo che un punto con la prima della classe è ben accetto, però la squadra è in salute, anche quando non abbiamo fatto i risultati era sempre in salute. Sì, tra l'altro poi va detto anche una cosa, che nelle ultime partite avete incontrato chi in classifica era sempre nelle migliori posizioni, no? Appunto, stiamo vedendo le immagini di Diretta Sport del 2-2 contro la Scafatese, e credo che fare punti a Scafati non sarà molto semplice, un po' in generale per tutte le squadre del girone G, visto che di fatto è la squadra che già dall'inizio della stagione era accreditata per essere l'ammazza campionato, no? Quella che ogni Sì. anno oramai nel girone G arriva quasi sempre poi dalla Campania, perché poi questo dice la storia negli ultimi anni. E poi ieri invece un bel 3-1 contro l'Alba Longa, altra squadra importante, cioè giocare contro attaccanti come Ingrettolli, che chi conosce il girone G sa quanti gol abbia fatto e quanto sia decisivo, ma giusto per citare un nome, mister, perché potrebbero fare 1000, però insomma chiaramente dà anche la misura dell'importanza anche del vostro organico, giovanissimo. Sì, giovane, molto giovane, ma quando metti la maglia e entri in campo non esiste il giovane, non esiste io contro di te, non c'è niente, anche i fuoriquota, io lo dico sempre, il fuoriquota quando mette la maglia e entra in campo non è più fuoriquota, è un giocatore come tutti gli altri e deve lavorare bene come tutti gli altri, deve essere più attento, naturalmente
sappiamo che il giovane ti può commettere un'ingenuità in un qualsiasi momento della partita, e questo fa parte del percorso di crescita dei ragazzi, e noi cerchiamo con il lavoro settimanale di aiutarli veramente a sbagliare il meno possibile, anche se poi non è sicuramente che puoi azzerare proprio l'errore, però sicuramente lavorare con i giovani ha bisogno anche di tanta pazienza e di un lavoro continuo, perché loro sono spugne, hanno voglia di lavorare. Almeno i ragazzi che io, da quando siamo partiti, da luglio fino ad oggi, io dico sempre a loro, non ho mai fatto un allenamento dove posso dire questo non è andato bene, questo non è andato bene. Hanno sempre dato valore a quello che prepariamo, con impegno, con la dedizione, col sacrificio, e questa è la cosa che poi ci ha portato ad ottenere una posizione in classifica importante, anche se noi sappiamo che il campionato è lungo, è difficile, il nostro obiettivo è la salvezza, e lavorando così secondo me si potrebbe raggiungere abbastanza agevolmente. Ovviamente devi mantenere questa attenzione, questa concentrazione, questo agonismo, certo. come hai detto tu, incontriamo squadre forti. Forse nel momento peggiore abbiamo incontrato le 2 migliori squadre del campionato, e abbiamo dato dimostrazione che ce la possiamo giocare con tutti. Questo deve essere un qualcosa che i ragazzi devono sicuramente mettersi in testa. C'è la possibilità, perché è stato dimostrato che ci si può giocare le partite con tutte le squadre, quindi siamo lì e ce la giochiamo. Esatto, prima di passare al Cagliari, perché sono 1000 domande, Sì, mister, sul tantissime, Cagliari, e tantissime. quindi poi lascio la parola a Luca. Però l'ultima sul latte dolce, perché secondo me è centrale questo concetto, no? Nel senso che il girone G è uno dei gironi più livellati, lo diciamo con tutti, perché effettivamente poi la nostra esperienza è anche quella, soprattutto poi chi ha giocato anche in altri gironi, no? Ne parlavamo da poco, mi pare, con Nino Pinna, del Budoni, che è stato anche nel girone I, quindi quello campano e siciliano, quindi insomma bello caldo. Però effettivamente ogni anno il girone G è quello che riserva poi anche le maggiori sorprese. Penso di fatto alla retrocessione del COS l'anno scorso, che con un organico sicuramente non da retrocessione, poi invece alla fine per tutta una serie di motivi era retrocessa in eccellenza. Quanto è difficile vivere sulle montagne russe, nel senso che effettivamente, anche in base alla nostra esperienza da analisti, capita tantissime volte alle squadre sarde nel girone G. Un giorno sei a un punto dai playoff, la settimana dopo sei a un punto dai play-out, cioè nonostante magari non hai neanche perso, hai solo pareggiato, però poi alla fine l'idea del risultato passa per quello che è, perché ci sono 1000 combinazioni, perché anche la classifica è sempre stata molto corta, soprattutto all'interno, in mezzo tra la zona playoff e la zona playout, e quindi è sempre complicatissimo secondo me cercare di guardare oltre quello che è la partita di domani. Come si vive dentro uno spogliatoio questa difficoltà? Ma diciamo che non è una difficoltà, secondo me sono momenti del campionato, sono momenti dove magari, come è successo a noi prima di queste ultime 2 partite, dove venivamo da dei risultati molto positivi, e sicuramente ci aspettavamo di continuare su quel trend. Poi la partita col Monastir forse ha fatto capire a tutti, noi della squadra, a me come allenatore, staff, tutti, che il campionato è difficile, dove col Monastir, che era una partita diciamo dove i valori si equilibravano parecchio, lì poi quello che risalta è l'aspetto proprio dell'applicazione, dell'aggressività, della parte agonistica, che in certi momenti e in certe partite diventa molto fondamentale, perché il Monastir è venuto a giocare da noi e aveva un'aggressività diversa rispetto alla nostra, noi venivamo da risultati positivi, quindi
quindi forse non ci aspettavamo quel tipo di approccio da parte loro, e invece non deve essere così, devi essere pronto dall'inizio, perché sai che soprattutto nelle squadre, con le squadre diciamo di pari livello dal punto di vista tecnico, l'aspetto agonistico secondo me diventa fondamentale, e quello va pareggiato sempre, sempre. Poi le capacità tecniche vengono fuori, però l'aspetto agonistico non può mancare mai. E il primo tempo contro il Monastic è stato, secondo me, per quello che ho visto io in questo campionato nostro fino ad oggi, è stato quello dove abbiamo mancato sotto quell'aspetto lì. Mentre nelle altre sicuramente i fattori determinati da episodi ti cambiano in positivo o in negativo la partita. Anche se dobbiamo dire che per esempio siamo andati a Ischia, dove abbiamo fatto secondo me una gran partita, poi perdi 2-0, risultato sicuramente negativo. Se vai a vedere i contenuti della partita, la partita è stata giocata, abbiamo avuto tante occasioni, e poi l'Ischia comunque da quella partita lì ha ripreso un cammino diverso, quindi l'Ischia che è partita male, è una squadra importante, è una squadra forte che ha dei valori tecnici importanti, lo sta dimostrando con gli ultimi risultati che ha fatto. Quindi diciamo che più che altalenante sono momenti dove secondo me l'equilibrio lo trovi attraverso l'attenzione, la concentrazione, l'aggressività, che quelle sono armi che non devono mai mancare, soprattutto quando incontri squadre di valore superiore, che poi al netto delle partite di superiore hanno poco, no? Perché poi quando io dico te la puoi giocare con tutti, noi ce la possiamo giocare con tutti perché l'abbiamo dimostrato, quindi la nostra è una squadra giovane che ha dei valori tecnici importanti, è una squadra che è in salute, corre, si allena forte tutti i giorni, e quindi siamo pronti a giocarsela con tutti. Ovviamente ci capiterà, e spero meno possibile, di inciampare altre volte, quindi questo è un percorso lungo, difficile, noi comunque ci prepariamo sempre per fare il massimo. Luca, è il tuo Vediamo momento. che ci sono Dai. tanti messaggi, mister. Allora, prima Grazie. salutiamo anche Matteo. Mister Fini, maglia sempre sudata e grande classe, grazie per tutto quello che hai fatto a Cagliari, hai lasciato un grande ricordo in tutti noi. Poi ci chiederei a Fini se secondo lui c'è un esterno a Cagliari che potrebbe rendere più da interno, come accade con lui con Ballardini, e un ricordo del suo impatto a Cagliari, presumo. Beh, vabbè, intanto grazie per i messaggi, fa sempre piacere Ce ne naturalmente sono anche altri, essere ricordato positivamente, perché Certo. non è semplice. Niente, dai, sono stati anni importanti, belli, e sicuramente desiderati, perché io sono arrivato a Cagliari tardi, quindi ho sempre avuto di giocare a Cagliari, ho avuto di farlo grazie al presidente Accellino. E poi tra l'altro ci sono ritornato anche in veste di allenatore in seconda con Diego, quindi Esatto. ho avuto la fortuna di fare il doppio ruolo da giocatore, poi anche nello staff tecnico. Giocatori che possono, esterni che possono poi diventare mezze ali, come è successo con me con Ballardini. Io ero un esterno atipico, nel senso ero un esterno più tecnico che veloce, potente, o di altro genere. Oggi secondo me esterni che interpretano il ruolo come lo interpretavo io, secondo me ce ne sono pochi, perché la maggior parte sono tutti ragazzi che hanno grande forza fisica, hanno grande intensità nelle due fasi. E poi però magari sotto l'aspetto tecnico vero e proprio magari un po' lasciano, no? Qualcosa Sì. lasciano. Io dico sempre i miei, io facevo sudare molto di più la palla che me stesso, nel senso che la palla io ho avuto un allenatore che è Giampaolo, che voi tutti conoscete, che lui mi diceva: la tua velocità non è nelle gambe, è proprio nel controllo della palla. Cioè io col primo controllo già avevo accelerato. È come quando hai giocatori lenti a centrocampo che però pensano prima e quindi guadagnano la velocità nel pensiero, non nelle gambe, no?
Io ero un giocatore un po' di quel tipo lì, che poi con le mie caratteristiche sono riuscito ad adattarmi bene anche nel ruolo da mezzala, dove riuscivo a fare le due fasi bene, riuscivo a essere propositivo, riuscivo a dare una mano in copertura. E oggi secondo me è un po' più difficile trovare giocatori che possono o sia in mezzala o sia in esterno, secondo Esatto. me oggi. È anche E cambiato il entram- calcio, e in entrambi i ovviamente. casi, non è semplice trovare giocatori che abbiano caratteristiche per fare sia un ruolo che l'altro, è molto, molto complicato. A me piace molto Zielinski dell'Inter, no? Che non è una mezzala, che comunque a me piace il giocatore che guarda sempre avanti. Il primo controllo devo vedere già il movimento dell'attaccante. Oggi magari il centrocampista è più propenso a controllare palla, a portarla, gioca semplice, si butta negli spazi. È molto più laborioso il lavoro di un centrocampista oggi. Prima era molto più lavorato tecnicamente, secondo me, il ruolo della mezzala. Cosa significa? Che la posizione del corpo era sempre messa bene su un controllo palla, farsi trovare tra le linee nel modo giusto, ed è quello che io in qualche modo sto cercando un po' di trasmettere ai miei centrocampisti, no? Perché dalla posizione del corpo si determina la giocata offensiva, oppure il tornare indietro perché magari non trovo lo sviluppo. E loro spesso e volentieri questa cosa non la riescono a capire, che una semplice postura ti può cambiare un semplice passaggio in azione offensiva, oppure in un giro palla perché non trovo spazi. Quindi è complicato, è complicato, è un lavoro che richiede tanta applicazione durante la settimana. Noi proponiamo sempre tante soluzioni proprio appunto per il controllo della palla, per orientarsi bene col corpo. Sono tutte cose che, se non ce le hai naturalmente, le devi comunque lavorare costantemente. Allora, ci sono, cioè, innanzitutto Ilano che dice: sei stata la svolta del Cagliari mezzala, chissà se Obert, non rapidissimo ma di buon piede, potrebbe fare l'interno destro. Questo per quanto riguarda il Cagliari attuale. E c'è la domanda su Mitico Fini, grande assist man, com'è stato vivere in Uruguay? Ci sono somiglianze con Cagliari, visto che gli uruguagi qui da noi si trovano spesso bene? Ma ripensandoci, secondo me sì. Cagliari secondo me per gli uruguaiani è un ambiente giusto, e lo è stato perché tanti Storicamente, uruguaiani sì. che hanno fatto, compreso Diego, eh, con il quale ho lavorato per 10 anni come allenatore, poi ci ho giocato insieme, hanno fatto bene, sì, perché l'ambiente di Cagliari non è un ambiente molto... ti pressa quando naturalmente le cose non vanno bene, però vivi sereno, vivi tranquillo. Un po' l'uruguaiano come caratteristica sua è abbastanza sereno e tranquillo nel modo di vivere la vita, però poi quando entra in campo e c'è la partita spegne tutti gli interruttori e ne collega solo uno, che è quello del campo. No, io l'esperienza a Montevideo, i primi mesi sono stati difficili perché è un modo di vivere anche l'approccio all'allenamento, alla settimana diverso, no? Tu vedi questi ragazzi che arrivano col mate la mattina, si siedono, stanno molto insieme loro, parlano parecchio, si confrontano molto mentre bevono il mate, e molte volte io che ero lì dicevo: cavolo, questi stanno pensando a tutto tranne che all'allenamento. Quindi ogni tanto mi avvicinavo: stiamo per iniziare, e questo è ancora lì col mate. Quindi però poi quando entrano in campo non guardano niente, hanno voglia di lavorare. Ci sono giovani importanti che crescono lì perché proprio hanno questo desiderio di uscire da realtà difficili che si trovano lì, e crearsi una situazione diversa attraverso il calcio. Quindi c'è tanta passione, è un po', sì, l'ambiente di Cagliari secondo me a loro li aiuta molto per il loro modo di vivere. Perfetto, Fra? No, mister, ho recuperato l'album Panini del 2008-2009 e vabbè, già vedere i primi tre, non ce ne voglia l'arrivei, però insomma un libro di tecnica e un po' di gioco, insomma, tra Fini, Lazzari e Cossu
non si scherza, se poi salgono Conti, Biondini, Massimiliano Allegri in panchina, in attacco Matrice e Acqua Fresca e quant'altro. Insomma, io prima ho detto, vi ho citato, cioè quel Cagliari come forse l'ultimo bel Cagliari, cioè l'ultimo Cagliari che faceva un gioco effettivamente spettacolare, divertente, produttivo, insomma, a mia memoria, senza nulla togliere tutto quello che è venuto dopo, tolta la parentesi, il fuoco di paglia dei 6 mesi del 2019-2020, in cui c'era una squadra incredibile, no? Quella dell'Engolan in giù, però forse quel vostro Cagliari era quello che, non essendo una squadra chiamata a fare le coppe, giusto per fare un esempio, no? E quindi non con un budget di chissà quale livello, però effettivamente esprimeva un calcio bello, era divertente andare allo stadio, era divertente vedervi in TV. Ora il calcio è cambiato, cioè io prima ho fatto questo ragionamento, dal 10° posto in giù nessuna squadra praticamente gioca un calcio come quello che giocavate voi, un po' più spensierato, ma lo stesso Max Allegri, no? Ha cambiato un po' impostazione, arrivando alle big, rendendosi conto che probabilmente, avendo a che fare con spogliatoi importanti, con grandi giocatori, vincere è l'unica cosa che conta, perché in Italia poi funziona soprattutto così, ed è cambiata un po' l'impostazione. Se Michele Fini tornasse a giocare oggi, no? Secondo in quale squadra? Secondo me il livello sarebbe dall'Europa League in su, personalmente, per quello che insomma, che abbiamo visto ai tempi. Secondo me, poi appunto la domanda è questa, il livello si è abbassato, generale, e si punta tanto al risultato e soprattutto al discorso di commettere sempre meno errori rispetto all'avversario. C'è proprio una mentalità diversa. Mentre prima magari si diceva sarebbe bello vincere facendo un gol più dell'avversario, ora si dice è bello vincere sbagliando meno rispetto all'avversario. Cioè, è una ricostruzione credibile? Beh, sicuramente può essere così perché oggi vedi partite che non ti lasciano niente di sensazione positiva, dove dici cavolo, ho visto una bella partita, ho visto delle belle giocate, ho visto delle cose diverse. Sembra a tolte 2 o 3 squadre, secondo me, che naturalmente hanno livelli tecnici superiori rispetto alle altre. Poi le altre, secondo me, quasi tutte più o meno giocano più a non farsi male che altro, nel senso non c'è osare una giocata diversa, non c'è la ricerca della profondità come a me piace molto, ripeto, forse perché io ero un giocatore così, quindi naturalmente associo il mio pensiero a come ero io, no? Il primo pensiero era controllo e profondità. Sì, il giro palla una volta, 2 volte, poi dovevi farla la giocata importante. Le giocate importanti sono i passaggi chiave, quelli che tagliano linee di pressione. Il giro palla da una parte all'altra deve sicuramente favorire un movimento degli altri, e nel muoversi gli altri sempre magari qualche spazio te lo lasciano, e lì poi la giocata importante la devi fare. Questa ricerca, questo modo di giocare un po' più diretto che fraseggi, robe varie, secondo me annoia un po' il discorso di guardare una partita per vedere cose diverse. No, io guardo spesso fine settimana partite, difficilmente vedi una partita dove c'è una situazione del genere, dove 2 squadre, diciamo, che ne so, dallo stesso livello, hanno quella cosa in più dal punto di vista tecnico che può cambiare la partita, no? È molto, non so se mi sto spiegando, capito? Sì. Noi, adesso tu hai fatto vedere quella squadra lì, in quella squadra c'era tanta gente che
che aveva giocate individuali diverse, no? E che quindi, che ne so, prendeva la palla Andrea Cossu e qualcosa la tirava fuori dal suo cilindro perché aveva qualità tecniche straordinarie. Lazzari era un giocatore incredibile, Gedà, parliamo di Daniele nel suo ruolo, che era un metronomo di centrocampo, ti faceva attacchi diretti profondi di 30-40 metri e ti mandava in porta. Cioè, non era la palla lunga tanto per, no, era una palla lunga per mandarti in porta, era un attacco alla profondità per... avevi due esterni di difesa che erano ali alte. Io parlo di Pisano, Agostini in quel caso lì, che quando attaccavi ce li avevi sempre lì a sostegno dell'azione offensiva. Quindi no, io dico, secondo me, come hai detto tu, l'aspetto del risultato, secondo me il risultato è molto più importante del modo di giocare, perché se pareggio e non prendo gol sono contento. Io la verità preferisco sicuramente prenderne, ma anche provarne a fare di gol, perché è la cosa più bella, giocare una partita. Cioè, ieri noi giochiamo contro l'Alba Longa, che è una squadra forte, sapevamo che aveva dei valori tecnici molto più importanti dei nostri, però la partita te la giochi, rischi di perderla, rischi di vincerla, attacchi e crei occasioni, in attacco puoi rischiare di prendere occasioni, come è successo. Secondo me quella è la partita. Io se devo perdere una partita preferisco perderla provando a giocare e a fare qualcosa di importante davanti. Poi le partite le perdi e le vinci, ripeto, per episodi, per piccoli particolari, e quello non si può calcolare, diciamo. Cioè, fa parte del gioco fondamentalmente. Sì. Tendenzialmente funziona così. Luca? Ma allora, sul discorso del calcio, qui anche ci sono tantissimi commenti sul fatto che sia comunque cambiato. Ecco, sai, la squadra che è uscita è il Bologna. Nel Bologna attuale, che potrebbe essere al fianco di Freuler, quindi al posto di Povego o di Ferguson. Lì a Bella inventare piazza, là Bologna. dietro, beh sì. Però questo è un po' il livello, perché è ovvio che parliamo di un calcio, e mi ricordo il primo anno quel famoso Cagliari-Napoli 2-1 con Ballardini, che quello un po' Quello sì. cambiò. Sono quelle partite che ti cambiano probabilmente la stagione. E poi, vabbè, il Cagliari di Allegri mi pare che il primo Allegri, che è un po' diverso dall'ultimo Allegri, che però anche lì c'era comunque un qualcosa di diverso. 5 sconfitte consecutive. Di solito il presidente Cellino, che mandava via gli allenatori come se non ci fosse un domani, aspettò, ci fu quello 0-0 Cagliari-Milan, che ancora ricordo, e da lì cambiò un po' la situazione. Quindi c'è anche un discorso che è cambiato anche forse le aspettative, come viene affrontato, come si affrontano le squadre, è cambiato completamente tutto. Poi Posso farti una battuta? vai. All'epoca non c'erano i immagino. social. Chissà cosa sarebbe successo in quelle 5 giornate se ci fossero stati i social. Vai. Forse Allegri non osi sarebbe immaginare. sopravvissuto alla furia Sicuro. dei tifosi in quel periodo. Sicuro, Quindi sicuro. Oggi secondo forse me c'è anche quello. il social va, se giochi a calcio e fai l'allenatore o fai altro, lo devi mettere da parte, lo devi lasciare lì. Soprattutto io sempre, nel senso che comunque ti può condizionare, no? Dipende sempre da chi lo guarda. Se uno è facilmente condizionabile è meglio che non lo guardi il social, perché non lo guardi mai, perché oggi è così, come hai detto tu, quelle 5 partite sicuramente ci sarebbe stato un sovraccarico di messaggi negativi, poi lì invece andò diversamente. Il presidente ebbe questa intuizione di non mandare via il mister, perché comunque la squadra, al di là di tutto, in quelle 5 partite non aveva mai dato segnali di aver mollato. Anche nei risultati negativi si vedeva, c'era anche da parte nostra si percepiva quella sensazione che qualcosa doveva cambiare prima o poi, perché la squadra comunque era con il mister, il lavoro che faceva era seguito da tutti, e poi abbiamo ripreso il cammino. Poi io mi ricordo, forse avevamo fatto la sesta, era contro il Milan in casa. Sì, quindi, sì, Cagliari-Milan 0-0, sì, sì.
e poi avevamo vinto fuori casa e poi avevamo rivinto in casa, 3 partite, sì. 7 punti, Sì, sì, eravamo sì, sì. tornati a metà classifica. Sì, sì. Quindi Beh, poi anche quelli sono momenti, no? Hai visto che poi il presidente ha avuto quell'intuizione, mi ricordo eravamo a Lecce, la quinta sconfitta, e lui disse no, io, cazzo faccio, lo mando via, se lo mando via poi ne devo prendere un altro, lo devo mandare via pure quell'altro, e mi tengo questo. Sì, Beh, non a caso 2 anni prima 4 allenatori. 4 allenatori, l'anno di Sonetti, no? Cioè Giampaolo, Ballardini, insomma, sì, lì situazione un c'è stato po', no? un Un po' passaggio di complessa, consegne diciamo così. continuo. Chi sarà l'allenatore? Immagino voi giocatori che eravate a il Seminello, toto ma allenatore. oggi no, proprio, cioè, chi è che ci allena oggi in campo? Cioè, chi è che dirige l'allenamento? Perché in quel periodo Qualche veramente... volta è successo, qualche E volta sì, qualche appunto, volta. Quell'anno sì è no, successo. no, domanda sul Cagliari di quest'anno invece, Sì. perché insomma ne abbiamo parlato abbondantemente nella prima parte di puntata, però credo che ci sia assolutamente il passaggio. Come giudica questo inizio di stagione del Cagliari? Primo quarto fondamentalmente, perché dopo 11 giornate il primo bilancio si può abbondantemente fare. Ma secondo me il bilancio non è assolutamente negativo, anzi, nel senso che è arrivato un allenatore nuovo, giovane, quindi una scommessa da parte della società, del presidente, che ha subito comunque dato un'identità alla squadra, no? Ha avuto subito una partenza molto positiva, anche perché io ritengo il Cagliari una rosa che può competere tranquillamente per raggiungere l'obiettivo. Io l'obiettivo credo che sia quello della salvezza, adesso non sono informatissimo, però credo che sia quello. Il Cagliari con Salvezza tranquilla, come dicono sì, tutti. sì, bravo, con 3-4 giornate anticipo magari, che così è ancora Esatto, più tranquillo. possibilmente. Però credo che abbia un organico importante, un organico che sicuramente lotterà bene per questo obiettivo. Io credo che l'infortunio di Belotti un po' abbia dato una botta, diciamo, all'ambiente, no? Perché comunque era arrivato un giocatore importante, un giocatore di quel livello che a Cagliari, secondo me, aveva trovato già da subito la dimensione giusta per ripartire e fare un campionato da attaccante protagonista come lui è sempre stato in Italia, e poi questo infortunio secondo me un po' ha destabilizzato un attimo, e quindi ora la responsabilità è andata su altri, e quindi secondo me c'è stato quel momento dove chi gioca lì davanti deve capire che ha una responsabilità grande, che sostituire un giocatore importante così non è facile, ma le caratteristiche di chi gioca in avanti secondo me sono giuste per quello che il Cagliari secondo me ha bisogno di fare, no? È una squadra che deve trovare solidità difensiva, e credo che Fabio da questo punto di vista sia l'uomo giusto, no? Nel modo di far difendere la squadra, e poi davanti ha bisogno di gente brillante, di gente che abbia velocità, e il Cagliari ce l'ha. Luvumbo, Esposito sono giocatori che sicuramente hanno strappi importanti, lo stesso Felici, no? che sta facendo bene nelle ultime partite, quindi io la vedo una squadra giusta, perché per raggiungere quell'obiettivo lì sarà difficile, sarà duro, sarà complicato, ci saranno momenti negativi, ci saranno momenti positivi. Secondo me la parola giusta è l'equilibrio sempre nelle due situazioni, perché perdere 2 partite non ti devono far perdere poi quello che tu hai come idea o cerchi di trasmettere alla squadra. Quello non lo puoi perdere, perché le 2 partite le puoi perdere per qualsiasi motivo, che magari non dipendono da quello che tu hai preparato o lavorato durante la settimana. L'identità della squadra, quella la devi sempre mantenere, i principi sempre quelli devono mantenersi, perché poi quando arriveranno le vittorie allo stesso tempo non ti devi
l'entusiasmo lo devi sempre tenere a bada, sempre tranquillo, devi continuare a lavorare. Secondo me, però, il Cagliari è una squadra che è solida e può raggiungere l'obiettivo abbastanza tranquillamente, credo. Vedremo se effettivamente sarà così. Tra l'altro, equilibrio è la stessa parola che poi ha usato Fabio Pisacane nel post partita di Como, proprio, no? Dice: a me piace l'equilibrio nella lettura e nella gestione di tutto, no? Perché effettivamente poi è quello che serve. Non bisogna abbattersi o deprimersi quando si perde, non bisogna esaltarsi pensando di essere, no, i migliori del mondo quando vinci. E credo che effettivamente questa possa essere la lettura migliore. Luca, non so se sono altre domande per il mister. Vabbè, allora c'è anche Marco che dice di Michelone Fini, il primo gol visto allo stadio in vita mia, Cagliari Lecce 2-0. Questo Beh. è il ricordo. Ecco, c'è anche questo. Fini, ti piace la garra di Mina? Beh, Mina Sì, Cabecia sì, sarebbe sì. una bella Una bella coppia, storia. in Vabbè. Serie B. Vabbè. No, vabbè, ma Mina è un giocatore fastidioso, è meglio averlo in squadra. È meglio averlo in squadra È con te, così, È sicuramente, vero, è vero. sicuramente. è così. Sì, ormai lo sanno tutti, cioè lui come ha detto lui, poi nell'intervista, io gioco 2 partite, una è la sua con l'attaccante che lui c'ha il vecchio concetto, il mio attaccante non deve far gol, non deve far gol. Sì, sì. E quindi usa tutti i mezzi che sono leciti oggi, perché poi con le telecamere puntate sempre, non è che li puoi usare proprio tutti come si usavano una volta, ne devi Beh, ci usare sono mille alcuni telecamere, e devi, da prima. e devi stare attento, sì, e devi stare attento. Lui sì, è un giocatore che infastidisce, nervosisce e toglie lucidità agli attaccanti, gli toglie la luce, concentra l'attenzione degli attaccanti su di lui e non sulla porta, diciamola così, e quindi l'attaccante è più propenso a fare la guerra con lui che piuttosto che magari fargli una giocata e magari fare un tiro in porta, no? Questa cosa lui è bravo ed è un giocatore sicuramente importante, di livello importante, che gioca nel Cagliari e il Cagliari se lo deve tenere stretto. Beh, sabato ha Assolutamente. fatto veramente andare fuori dai gangheri, come si suol dire, Morata, che solitamente è un giocatore abbastanza posato. La scena Sì, sì. della richiesta del cambio, io sinceramente non avevo mai visto qualcosa del genere. Cioè, lo ha fatto veramente uscire di testa, cioè Sì, qualcosa di... sì. E l'attaccante deve essere anche bravo, perché chiaramente poi non tutti cascano nei giochetti di Mina, ricordiamoci Lukaku l'anno scorso a Napoli, tanto per fare un esempio, però è chiaro che è un attaccante medio contro Mina, tendenzialmente questo tipo di partite soffre veramente, soffre tanto. 2 ultime domande. Sì. La prima è questa di Daniele, che dice se c'è un calciatore in questa Serie A nel quale si rivede, mister. Ma l'ho detto prima, un po', non lo so, Zielinski mi sembra un giocatore un po' che abbia più o meno le caratteristiche, è molto tecnico, è un giocatore che muove bene la palla. A me piace quel tipo di giocatori lì, perché comunque Che sono in essendo via di stato... estinzione quei giocatori lì. mi piace molto quel giocatore lì. E poi quella di Nikac che dice la sensazione che ho sempre avuto nonostante la bella cavalcata è che in realtà non aveste un bel rapporto con Ballardini. È così? Io non ce l'avevo, oppure i In ragazzi. generale, come In squadra, generale, chiedo. Generale. Come ma spogliatoio, no. magari. Ballardini, quando è arrivato, sicuramente, sai, cambia allenatore, era andato via Sonetti, credo, in Sonetti, sì, quel Sonetti. frangente lì, era andato via Sonetti, è arrivato Ballardini che aveva un carattere completamente diverso, no, rispetto a Sonetti, quindi c'è sempre una fase di riadattamento a una persona nuova che ti parla in un modo diverso, che ti allena in un modo diverso, che ti chiede cose diverse, quindi sicuramente, sai, il primo periodo i giocatori hanno sempre quel momento dove dicono ma, sai, adesso io sono allenatore e mi metto nei panni del giocatore, sicuramente io ma che è questa roba, che facciamo, questo no, facciamo. Ogni tanto qualcuno pensa di andare in un campo che non è il suo, no? Ognuno deve rispettare il proprio Saperne più ruolo. dell'allenatore, Ok, capito, quindi tendenzialmente. sì, succede. Lui all'inizio un po' era entrato con, sai, con lo scudo, nel senso
Poi invece no, poi lui sì, è un po', sai, caratterialmente non parla tanto, quindi però problemi con lo spogliatoio non ne ha avuto, no. Ci siamo compattati perché dopo la partita col Napoli sicuramente abbiamo capito che qualcosa di importante potevamo fare, perché eravamo in una situazione di classifica prima di quella partita Mamma. praticamente Wow. Spacciati, spacciati. diciamo. Retrocessi. Usiamo i termini giusti. Era Usiamo 10 i termini punti in quel bravo. giusti. girone di Tanto oramai andata, quindi sono passati tanti esatto, anni, quindi esatto, insomma. Sì, si sì, si sì, può eravamo dire. spacciati. E c'è stato il lieto Quel, fine, quindi lo possiamo quel dire gol al senza 94esimo ci ha riacceso non una speranza, Davvero. ma tutto. E poi la squadra, secondo me, da Ballardini ad Allegri, il primo anno, anche il secondo, secondo me la squadra poi è andata avanti dietro quella partita, con quell'entusiasmo che quella partita ha lasciato, perché io mi ricordo a fine partita si percepiva già che poteva succedere qualcosa di importante, e poi così è stato quell'anno lì, l'anno dopo con Allegri, dopo le prime 5 sconfitte, che poi pareggi col Milan, si percepiva che si poteva fare qualcosa di importante, e poi l'abbiamo fatto, perché comunque abbiamo fatto risultati importanti a Milano con l'Inter, io mi ricordo con la Juve a Torino, cioè, sicuramente ci siamo tolti tante soddisfazioni in quegli anni. Mister, l'ultima ovviamente non può che essere Sì. sulla Torres, perché in queste ore è stato annunciato il ritorno in panchina di Alfonso Greco, tu da ex calciatore chiaramente della Torres, poi allenatore della Latte Dolce, quindi c'è un grande rapporto ovviamente tra le due società. In tanti ce l'hanno chiesto anche nei commenti, insomma inizio di stagione sicuramente non positivo. Come si esce da questa situazione secondo te? Ma io l'unica medicina che conosco è il lavoro. Il lavoro è far tornare l'entusiasmo ai ragazzi. Sicuramente non è semplice perché questo periodo di campionato che hanno affrontato, questa prima parte è stata sicuramente negativa, ma lo dicono i risultati naturalmente, no? Quindi anche se qualche prestazione secondo me dove la Torres meritava qualcosa in più c'è stata, e poi magari perdi la partita quando hai fatto una prestazione buona. Io mi ricordo, ho visto la partita forse con la Juve Next Generation, dove la Torre secondo me aveva fatto una gran partita, poi l'espulsione del portiere in 10 minuti ha cambiato l'esito di quella partita lì, quindi tante situazioni che poi sono nate anche da episodi sfavorevoli che ti hanno condizionato e ti hanno magari una partita che potevi vincere, l'hai persa, pareggiare l'hai persa, e poi diventa una successione di cose che sicuramente toglie serenità nello spogliatoio, ovviamente, e a tutto l'ambiente, perché poi diventa tutto negativo, qualsiasi cosa fai è negativa. Io dico sempre, io l'anno scorso sono entrato nel Latte Dolce dopo 6 sconfitte consecutive, quindi entrare nello spogliatoio non è stato semplice, nello spogliatoio dove mentalmente era devastato, quindi io ho detto che l'unica arma che c'era era quella di allenarsi forte, di resettare tutto, perché indietro non si può tornare, non si può cambiare niente di quello che è stato fatto, e di ripartire con un campionato nuovo. Da oggi, con il nuovo tecnico che arriverà, spero che riesca a trovare le soluzioni, le armi per rimettere a posto tutto, perché la categoria va salvata a tutti i costi. Assolutamente sì, specie poi dopo quelli che sono state le ultime stagioni, insomma, bisogna rimettere la barra dritta, ecco, e cercare di togliersi da quella situazione, perché ricordiamo che in questo momento la Torres, se il Rimini non avesse i punti di penalizzazione, sarebbe ultima in classifica per 7 punti. Va bene, Mister Fini, grazie davvero di essere stato con noi, di questa bella chiacchierata. Grazie a voi. Ovviamente in bocca al lupo per il resto della stagione, ci vedremo Crepi il presto lupo, crepi. in campo. Crepi, Va bene? grazie mille, a presto. Buona giornata, Vediamo, grazie un abbraccio mister. a tutti, ciao 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 ciao. Un abbraccio. Ciao. E voilà. Eccoci qua, e voilà. Anche oggi siamo stati parchi con la durata della trasmissione. Tra l'altro, insomma, abbiamo anche il video dell'arrivo di Alfonso Greco all'aeroporto di Alghero. Greco che verrà presentato domani, poi in conferenza stampa, mentre a breve ci sarà la conferenza stampa di
di Stefano Dassi e Andrea Colombino, quindi presidente e direttore sportivo della Torres, che commenteranno questo momento veramente negativo della squadra di Sassari. Diciamo prima, no, senza la penalizzazione del Rimini la Torres sarebbe ultima in questo momento per punti portati a casa, perché il Rimini ha 15 punti di penalizzazione, ne ha fatto 11, quindi a meno 4 l'ultimo posto. Poi c'è la Torres con 7. È necessaria una svolta. Sassarese Media dice finalmente la società ci mette la faccia, ed è quello che anche noi abbiamo chiesto spesso, no? Anche nei nostri articoli di analisi, perché effettivamente insomma, in un momento difficile ok cambiare allenatore e tutto, però una società forte deve chiaramente rispondere anche a quella che è la situazione di difficoltà, per cui finalmente, aggiungo anch'io, se sono d'accordo, sposo in pieno il commento degli amici del Sassarese Medio, perché effettivamente è così. Vedremo se Alfonso Greco cosa riuscirà a fare. È molto curiosa come situazione, nel senso che comunque, poi ne parleremo stasera, ci sarà speciale per i Torres alle 19:30, quindi ne approfitto già per anticiparlo, ma poi metteremo come sempre la grafica di richiamo sui social per ricordarlo, però dicevo, come sempre, no, non come sempre, lo faremo la grafica, no, volevo dire, sarà curioso vedere anche la risposta della piazza, dell'ambiente, al ritorno di un allenatore che negli ultimi anni è stato criticato ferocemente da gran parte della piazza, e che invece poi in questo inizio di stagione è stato rimpianto dagli stessi che fino all'anno scorso lo avrebbero voluto esiliare. E quindi vediamo. Io credo che Alfonso Greco sia probabilmente l'allenatore giusto per salvare una squadra, uno spogliatoio che di fatto conosce, tolti alcuni elementi, pertanto insomma, non so se ci sarà la diretta, caro Alan. Sicuramente ci sarà l'articolo lo facciamo sicuramente a ridosso, non so se riusciremo a fare la diretta testuale, diretta video no, questo no. Però sicuramente insomma restate connessi, anche perché inizia a mezzogiorno, quindi chiudiamo noi e poi a breve troverete sul sito tutte le ultime. Sicuramente è una 2 giorni importante, ripeto, in casa Torres, dopo la sconfitta di Ravenna 3-0, con l'interregno di Marco Sanna, che torna ad allenare la primavera. Vedremo, secondo me ci sarà tanto da discutere stasera. Seguite la nostra puntata di Aperi Torres, ma soprattutto stasera 18:15 esatto, Cagliari Social Arena ritorna. Esatto, Cagliari Social Arena, ci sarà tanto da commentare. Forse faccio un salto anch'io, Luca Di Leonardo. Attenzione. Vediamo. Se c'è un canale libero per per potermi connettere, mi sa che vengo anch'io. Grande. Va bene. Vediamo. Attenzione. Perché il momento è catartico. interessante, secondo me. Sì, è interessante, quindi potrebbe essere interessante esserci. Vediamo. Attenzione. Vediamo. Concentrazione. Va bene. Allora, scrivete nel canale Telegram, perché ho visto che ci sono diversi abbonati per il discorso Fantacalcio. Oggi non ce l'abbiamo fatta, però ricordo, non devi evitare, giovedì faremo sicuramente una diretta aperta a tutti, ma con gli abbonati andremo un po' ad analizzare anche la propria rosa, andremo un po' a dare i consigliati e sconsigliati, guardando un po' nel listone chi è salito, chi è diminuito, quale può essere l'affare e quale può essere il giocatore magari da lasciare svincolato. Insomma, un recap su queste prime 11 giornate. Quindi, per quanto riguarda il Fantacalcio, scrivete sul canale Telegram, e non c'è solo il Fantacalcio sul canale Telegram, ma c'è anche una bella community sul Topic Cagliari. Quindi risponda a chi dice: ma nel gruppo Telegram si parla solo di Fantacalcio? No, anzi si parla soprattutto di Cagliari. No, ma e poi c'è anche il discorso legato al Fantacalcio. Se qualcuno vuole parlare di Torres, si parla di Torres, cioè nel senso c'è anche il non c'è potete offrire tutto. Noi possiamo aprire vari topic
che ci sono tutte le varie discussioni in modo che sia Esatto. ordinato e non sia fatto un po', come si suol dire in Sardegna, alla trallallero, ma viene fatto con un ordine ben rigoroso, dove comunque a seconda del topic, dell'argomento, uno va, perché tanto sono tutti aperti e può tranquillamente dire la sua. In questo e c'è una momento bella c'è solo il community. Cagliari, poi l'obiettivo Beh, ovviamente è le quello di aprire richieste anche gli quando... altri Esatto, topic. esatto. Non c'è nessuna esclusione. Si può parlare anche di pentole volendo, però. Esatto, se Speriamo volete. di no. Luca Di Leonardo, uomo di multiforme ingegno, nonché 28esimo al Fanta 131. Attenzione. C'hai 1,5 punti più di me soltanto, capito? bello. Maledetto. Questa è colpa di Samardžić, di quei maledetti che... Vabbè. Ma è Lasciamo ancora presto. perdere. È ancora presto. Saranno 5 scambi nel mercato per gli abbonati, quindi solo gli abbonati avranno possibilità di avere i 5 scambi extra in questa sessione di mercato, quindi se non siete abbonati, abbonatevi, tanto €1 cosa vi costa? Cosa vi cambia? Anzi, Esatto. vi risolve un po' il mercato, tanto avrete sicuramente 5-6 infortunati, li avete tutti, come Esatto. minimo, più quelli che non E giocano. poi ricordiamoci che a prescindere da tutto, poi ci sarà la possibilità per gli abbonati di avere sempre uno scambio al mese garantito, anche quando non ci saranno poi le finestre, giusto? Caro Luca? Assolutamente. Quindi Sempre per poter dare la possibilità un vantaggio, a chi certo, è certo. abbonato ad avere un vantaggio anche nella... Voi ci supportate e noi vi diamo il vantaggio. Vantaggio che non deve Esatto. essere clamoroso, perché altrimenti verrebbe meno il no, gioco però del sai già fantacalcio, avere però un cambio al mese, sì, ci sta. bonus. Intanto usate bene questi 5, che già secondo me si può fare Esatto. un bel cambio, che Io lo 5 userò non sicuro. sono pochi, Esatto. non sono esatto. pochi 5 cambi, attenzione. Va Quindi- bene, Giovanotti, Va bene. noi ci vediamo domani, sempre, cioè qui sul Buongiorno 131 alle 10. Vi ricordo stasera 18:15 Cagliari Social Arena, 19:30 Aperi Torres. Quindi insomma sarà una serata bella ricca sui canali di 131, perché chiaramente il momento storico è particolare, quindi bisogna raccontarlo per bene. A Perfetto, domani, anzi a stasera. A stasera. Ciao ragazzi, e mandiamo ricordiamo, ultima cosa, salutiamo ovviamente i nuovi abbonati Bizio e Zenvo, e grazie a Magico Cagliari e Matteo per le donazioni. Questo ovviamente vi ringraziamo. Daveros. Ci vediamo Imitatevi. stasera a Cagliari Social Arena per i Torres e domani mattina Buongiorno 131. Ciao raga, buona giornata. Ciao. Adios. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131.
Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.